Buongiorno amici montanari e ben ritrovati. Oggi è il 16 gennaio 2022 e dove ci troviamo? Ci troviamo sulla strada che sale verso Rifugio Fuciade. Ho lasciato l'auto in un parcheggio che c'è qui sotto, lungo la strada che dalle vicinanze di Passo San Pellegrino porta verso Rifugio Flora Alpina, e dove ho in mente di andare. Vorrei ripercorrere la stessa strada, lo stesso sentiero che ho fatto quest'estate per salire alla Forca Rossa. Intanto non so se riesco a farvi vedere là dietro il sole che a breve spunterà dietro la cresta. Fantastico. Dicevo, ripercorrere la strada che mi porterà in teoria alla Forca Rossa, come ho fatto quest'estate. Ho voglia di provare a farla in inverno. In realtà il programma era di fare il giro al contrario, ma poi ho cambiato idea e lo faccio tal quale. Non so come saranno le condizioni di nevamento su. Qua di neve ce n'è gran poco, oltretutto sono sulla strada percorsa dalle motoslitte, quindi è tutta battuta, non ho indossato neanche i ramponcini, ciaspole né niente. Ho tutto nello zaino, compreso il kit Arva Sonda e Pala. Adesso è obbligatorio, oggi in teoria il rischio è molto basso, però bisogna portarlo via e lo portiamo via, altro peso sulle spalle, però insomma la sicurezza è importante, quindi cerchiamo di stare attenti. Bene montanari, io ora, quasi baciato dal sole, ricomincio a camminare. Come vedete oggi non c'è con me Ray, perché eccolo qui il sole, comincia a essere un po' vecchietto. Sta bene, ieri abbiamo fatto un po' di controlli, sta bene per fortuna, qualche acciacco ma tutto a posto, ma con il freddo così, percorsi a alta quota in inverno preferisco farglieli evitare. Bene, dicevo, io ora vado avanti a camminare e noi ci vediamo più avanti lungo il percorso. Ciao montanari!
Allora amici montanari, eccoci, direi che il giretto è praticamente concluso. Adesso non mi resta che passare qui per queste bellissime baite e arrivare al rifugio Flora Alpina. È un tratto che avete visto anche nel video precedente che vi ho lasciato nelle schede prima, e direi che possiamo fare un po' il punto della situazione. Oggi però non vi parlerò di percorso ma del mio giro. Perché? Perché in realtà in un ambiente innevato come quello di oggi le tracce da seguire sono infinite. Io ho cercato di seguire il più possibile la traccia estiva, ma sono anche andato abbastanza fuori. Comunque, giro davvero carino, non particolarmente difficile, pochissima neve purtroppo, non sono servite le racchette, quindi ramponcini e via. Traccia molto battuta, tanta gente, quindi nulla di particolarmente tecnico. La vista dalla Forca Rossa è strepitosa, veramente impagabile, e quindi valeva assolutamente la pena. Ovvio che venendo di domenica si trova tanta gente, però vabbè, insomma, ognuno ha il diritto di venire in montagna, basta farlo con rispetto. Ora io vi lascio come sempre ad una piccola scheda tecnica e noi ci vediamo a breve per i saluti. Ho preparato questa escursione invernale basandomi sulla carta 06 della Tabacco. Dopo aver lasciato l'auto in un parcheggio lungo la strada che sale a rifugio Flora Alpina, ho preso la forestale che porta a rifugio Fucciade. Da qui ho seguito le piste già battute che ricalcavano la traccia del sentiero 670 fino a raggiungere la Forca Rossa. Per la discesa ho seguito la traccia fatta in salita con qualche fuoripista, per poi prendere la deviazione che mi ha condotto sul 694 e da qui ai Casoli di Valfredda. Restando quindi sulla forestale, sono tornato al punto di partenza. Bene amici montanari, ormai a me manca solo una mezz'oretta di cammino, quindi direi che possiamo anche salutarci, perché il video finisce qui. Quindi come sempre spero che vi sia piaciuto, in tal caso lasciatemi un bel like, un commento qui sotto per farmi sapere cosa ne pensate e condividetelo per farlo conoscere anche ai vostri amici. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdervi le notifiche dei prossimi video in uscita. Vi ringrazio veramente di cuore per tutti i like, condivisioni, iscrizioni al canale, visualizzazioni e anche per i super grazie. Siete veramente dei montanari top. Basta amici, io non so se vi lascerò la traccia GPS, penso di sì, però adesso vedo com'è venuta, perché come vi dicevo prima sono andato anche un po' così a caso e di tracce ce n'erano veramente una marea. Comunque in caso la trovate qui sotto in descrizione. A me non resta che salutarvi e quindi come sempre ciao montanari, buona montagna a tutti.